Buongiorno con Focus TG, ancora la violenza al centro dei nostri servizi, delle nostre analisi e dei nostri collegamenti. Andiamo subito a Padova, dove un buttafuori è stato minacciato con un coltello da 4 ragazzi tunisini. Valentina Visentini in diretta con Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Controlli delle forze dell'ordine che non si sono fermati nemmeno nei giorni di Natale, anzi sono stati intensificati come promesso dal prefetto prima delle vacanze natalizie, e proprio durante questi controlli 4 giovanissimi nordafricani, 4 tunisini sono stati bloccati mentre stavano mettendo a segno un ennesimo episodio di violenza, questa volta ai danni di un buttafuori di un locale in via San Crispino a Padova, vicino alla zona industriale. Questi 4 ragazzi la notte tra il 25 e il 26 dicembre volevano a tutti i costi entrare in questo locale, serviva il tesseramento, loro erano sprovvisti di tessere e alla richiesta del buttafuori hanno tirato fuori coltelli e anche una bomboletta di spray al peperoncino e hanno minacciato il 27enne, ha detto alla vigilanza del locale: facci entrare oppure quel faccino finirà male. Così hanno detto i ragazzi, mostrando il coltello, una frase udita anche da alcuni testimoni che hanno appunto avvertito le forze, la polizia impegnate nei controlli del territorio, è arrivata sul posto impedendo che la violenta aggressione degenerasse e finisse male. Sono stati tutti e 4 bloccati, identificati, portati in questura. 2 sono minorenni, uno di questi ragazzi minorenni, quello che brandiva il coltello, era fuggito da una comunità per minori in provincia di Pordenone, dove era finito quest'estate dopo una rapina, sempre con spray a peperoncino, commessa a Jesolo. Tutti quanti hanno precedenti anche per spaccio e appunto reati predatori. Il ragazzo minorenne, visto che è scappato dalla comunità, per lui è stata disposta la misura cautelare in carcere nel carcere minorile di Treviso. Per l'altro minorenne invece il collocamento in una comunità minorile. Gli altri 2 invece sono stati denunciati per minacce aggravate. Ma sentiamo le parole del questore di Padova, Marco Dorisio, che ha commentato questo ennesimo episodio di violenza giovanile, e la linea può tornare allo studio. Si tratta di una situazione che viene monitorata, quindi non solo attraverso l'attività di repressione sul territorio, anche attraverso una vera e propria attività di responsabilizzazione dei minori, dei ragazzi, rendendoli consapevoli del disvalore delle loro condotte. È un fenomeno, quello che stiamo registrando, non possiamo parlare di un fenomeno strutturato, di tipo organizzato, ma spesso e volentieri è un fenomeno legato a 2-3 ragazzini, ripeto, di aggregazione del momento, dove purtroppo anche qua abbiamo riscontrato a Padova sempre più spesso interventi con sequestro di armi bianche da parte di giovani. Anche in zona stazione 2 volte siamo intervenuti, abbiamo sorpreso 2 minori armati di macete, quindi questa consuetudine di girare armati e quindi talvolta reati di tipo predatorio, la rapina, solo di tipo estemporaneo, basta che notano magari un coetaneo da solo, quindi lo circondano, scattano le minacce, quindi fuori il coltello e viene consumata la rapina. È un fenomeno che vedo che stiamo monitorando e stiamo appunto anche arginando per evitare poi derive ben più pericolose. Grazie Valentina Visentina, Cristian Roque Allende. Abbiamo parlato di violenza giovanile anche nell'ultima puntata di Focus. Tra gli ospiti c'era il dottor Mirko Castellere. Risentiamo la sua analisi su una piaga sociale ormai, quella dei ragazzi che sono coinvolti in risse sanguinose come quella di Treviso, dove è rimasto ucciso un 22enne. Ne parleremo anche più tardi con un collegamento dalla sede dei Carabinieri di Treviso. Sentiamo il dottor Castellere. Di 50 anni e il padre di 50 anni, che sono i
identici ai figli, esteticamente edonistici nei social, con 1000 posizioni anche poco piacevoli e che tendono a avviare un processo imitativo. Il ragazzo stesso cosa fa? Nel momento in cui ha bisogno di avere un adulto, lo cerca nella società, non lo cerca nei propri genitori, o almeno quelli che sembrano i propri genitori, ma in realtà hanno la parvenza di essere dei fratelli. Il tema prima, seconda, terza generazione è frutto delle scelte storiche. 30 anni fa Gianantonio Stella diceva: ci aspettavamo braccia, sono arrivati uomini, ma è giusto così. Questi sono italiani di terza generazione che nel territorio hanno i diritti che hanno gli altri italiani, se mi permette. C'è un tema di rispetto delle regole che è molto più profondo, indipendentemente dalla generazione. E poi c'è un tema di modelli, direttore. I modelli, quelli forti, non esistono più. In Veneto la fatica era un valore in passato. Cioè, al di là di quello che uno guadagnava economicamente, il tema fatica era un valore. Oggi in queste generazioni la fatica non è assolutamente un valore, anzi, se mi permette, ci sono degli atteggiamenti che prendono in giro gli adulti che alla mattina si alzano per andare a lavorare, quasi che in qualche modo non sappiano come impiegare il tempo. Gli adulti, non loro, gli adulti che si abbassano a doversi procurare attraverso il lavoro quotidiano quella che è poi la sopravvivenza. È quasi una banalità, quasi da fastidio questo aspetto, perché vivono vite parallele nei social. Allora si avvia che cosa, direttore? Il tema della leadership. Chi comanda? Chi è leader? Come si dimostra che si è leader? Annientando gli altri. E come si annientano gli altri? Imponendosi all'interno di un gruppo. È quello che sta succedendo. Poi è vero, la società che cosa fa? Avvierà dei processi di repressione con le leggi, con i controlli, con la polizia, con i carabinieri. Sa cosa succederà? Quello che è successo in Spagna, quello che è successo in Brasile, quello che è successo in Francia. Ci sarà uno scontro tra l'imposizione delle regole e chi non le vuole rispettare, con un tema intergenerazionale. Io penso che la strada più breve sia quella di reprimere, giusta e necessaria per difenderci. Però attenzione, non è quella che dura, a mio avviso non è quella che dura, perché c'è un processo educativo, passa attraverso le istituzioni, le scuole, la Chiesa. Ripeto, la Chiesa, la politica, quello che manca è una sorta di tessuto. Chi imitano questi giorni? I propri genitori? I propri genitori, diceva bene Mirella, cioè dovrebbero imitare i propri genitori? Sono gli unici modelli che non devono imitare, a mio avviso. Allora, gli unici modelli che non devono evitare, ha detto il dottor Castellere, poi ha proseguito dicendo provocatoriamente, sono i genitori che dovrebbero andare in galera. Adesso andiamo al comando della Compagnia dei Carabinieri di Treviso, c'è Eddie Kaliman con Simone Merlo, perché i Carabinieri hanno sgominato una gang che derubava minorenni alla fiera. Andiamo in diretta, a te Eddie. Direttore, buongiorno anche ai tuoi telespettatori. Siamo in compagnia del tenente colonnello, il comandante Stefano Mazzanti, che ringraziamo perché notizia di questa mattina che hanno avuto luogo le perquisizioni a casa di questi 6 giovani che grazie a un'operazione congiunta tra Polizia Locale e Carabinieri sono riusciti a identificare 6 giovani, giovanissimi tra i 14 e i 17 anni, quindi tutti minorenni, che hanno commesso molti reati, sono stati denunciati per rapina. Il direttore già accennava un'operazione che ha avuto origine dalle fiere di San Luca, quando proprio avevano messo in atto una rapina, e da lì sono partite le indagini, giusto? Sì, ecco, è stato un lavoro sicuramente paziente e lungo al fine di poter ricostruire tutti gli episodi che erano accaduti in questi 3 mesi che sono partiti appunto dalle fiere di San Luca. Si tratta di una rapina commessa ai danni di un 18enne al quale era stata sottratta, strappata sostanzialmente la catenina dal collo ad opera di questi 3 giovani che lo avevano accerchiato, 3 dei 6 denunciati. Poi abbiamo ricostruito altri episodi che sono accaduti in particolare il 23 ottobre, quando nell'ambito di veramente poche ore 5 di questi ragazzi hanno commesso 3 rapine a distanza di poche centinaia di metri l'una dall'altra, e questo ci ha consentito
consentito di capire un po' il modus operandi di questi giovani che solitamente circondavano le loro vittime con violenza e minaccia, sottraevano o le catenine o il giubbotto anziché il cellulare, insomma tutto quello che poi potevano trovare nel patrimonio di un giovane che era un loro coetaneo. Scattate le perquisizioni, cosa è stato rinvenuto, colonnello? Allora, come dicevi, sono state date delle indicazioni alla Procura dei minori che ha, sulla scorta delle nostre attività, emesso un decreto di perquisizione. Questa mattina abbiamo eseguito congiuntamente con la Polizia Locale di Treviso le perquisizioni, abbiamo rinvenuto parte degli indumenti che indossavano i giovani al momento delle rapine, della commissione dei reati e altri oggetti con cui sono stati compiuti questi gesti, e in un'occasione anche parte della rifurtiva, nel senso che uno dei ragazzi ha poi riconsegnato un giubbotto che era stato rapinato a un 14enne qui a Treviso. Tutti oggetti di valore che secondo lei erano stati rubati per poterli rivendere? Ma su questo chiaramente sono in corso approfondimenti. Sicuramente le catenine d'oro servivano per poi avere un ritorno in denaro, quindi come capita spesso in queste occasioni. Non si esclude che questi ragazzi abbiano agito anche prima delle fiere di San Luca, che fossero dei ragazzini, dei ragazzi che avessero già commesso altri reati. Sì, diciamo che la maggior parte delle identificazioni è avvenuta tramite i sistemi di videosorveglianza comunali, che ci hanno dato chiaramente una grossa mano nell'attività investigativa, e stiamo analizzando tutti i filmati per capire se ci sono altri episodi nei quali potrebbero essere coinvolti i giovani. Le indagini dunque continuano, direttore, ringraziando il tenente colonnello Stefano Mazzanti. Con Simone Merlo, se non hai domande ti restituirei la linea. Grazie Edi, grazie molte al comandante Mazzanti, ai suoi uomini e alle donne dell'Arma che fanno un lavoro straordinario. Un nuovo ammonimento per bullismo è stato emesso dal questore di Treviso Alessandra Simone, il quarto in un mese, destinatario un ragazzino di 16 anni. Per un anno almeno ha preso di mira un coetaneo che frequenta la sua stessa scuola, una scuola trevigiana, ingiurie, minacce, fino ad arrivare alle botte, e così quel ragazzo, 16enne, era diventato il suo incubo. È stato grazie al coraggio del ragazzo, la vittima, e della sua mamma, che questa storia è venuta a galla. Dalla denuncia alle indagini il passo è stato breve, con gli uomini della divisione anticrimine che hanno scoperto un flusso continuo di messaggi su Instagram in cui il carnefice bullizzava la sua vittima. Immediata l'emissione del provvedimento di ammonimento da parte del questore di Treviso Alessandra Simone, è il quarto emesso in poco meno di un mese, un provvedimento contenuto all'interno del decreto Caivano. Sono degli strumenti di prevenzione, però a mio avviso è anche uno strumento punitivo. Soprattutto comunque crea un precedente per eventuali poi sanzioni che vengono applicate al ragazzo che continua nella sua intemperanza. Tra gli strumenti a disposizione, Claudio Mallamace, comandante della Polizia Locale del Coneglianese, cita anche quello della giustizia riparativa, introdotto dalla legge Cartabia, ma ancora troppo poco applicato. Identifica nella mediazione la chiave di volta per arginare un problema sempre più diffuso. Spesso sono ragazzi che vengono educati con dei mezzi di coercizione fisica di tipo violento, e quindi ecco che pensano che la violenza sia il metodo per vincere determinate cose. Conegliano a breve schiererà una squadra di mediatori culturali in collaborazione con i servizi sociali. Il nostro compito è sempre più intercettare queste sacche di disagio giovanile, lavorare in sinergia anche con i servizi sociali e altre strutture private che si occupano appunto dei giovani. In queste ore intanto continuano le indagini dopo gli interrogatori di garanzia della vigilia di Natale per fare luce sulla morte di Francesco Favaretto, il 22enne aggredito e ucciso in centro storico a Treviso. Un decreto Caivano introdotto per intercettare episodi come l'ultimo di bullismo a Treviso, nell'intento di evitare che possano degenerare in fatti più gravi. E sempre a Treviso l'uccisione di Francesco Favaretto, trucidato da una baby gang rivale. Abbiamo parlato molto, stiamo parlando di questi ragazzi, 3 sono stati arrestati, 2 rimangono
in carcere per ordine della magistratura, ma poi ci sono gli altri ragazzi che commentano le malefatte dei loro coetanei. Sentiamo Cristian Arboi. Che bisogna castigarli un po' di più e bisogna mettere delle cose più rigide, delle situazioni di controllo e non permettere, tanto sono ragazzi, fanno ragazzate, partono dalle ragazzate e poi si scatenano e sarà ora che qualcuno li fermi in qualche modo. Bisogna assolutamente dare delle regole, dei paletti a questi ragazzi. Bisogna insegnare prima i doveri, vero che vengono spesso tralasciati, doveri dopo vengono i diritti. Questa gioventù così arrabbiata, non violenta, arrabbiata la vedo, arrabbiata. Perciò, guardi, dobbiamo un po' adattarci, abbiamo un po' cambiato le nostre abitudini, di sera non si esce più. È una situazione che ci preoccupa un po' tutti perché, non lo so, primo secondo me dovrebbero intervenire e punirli perché non è possibile lasciare tutta sta gente che crea casini, danni. I fatti di via Castelmenardo sono solo la punta dell'iceberg di un fenomeno, quello del bullismo e del disagio giovanile, che c'è e cresce tra i teenager. Risse e piccoli soprusi sono ormai quotidiani, protagonisti i ragazzini, forse bambini di 12 o 13 anni, e a dirlo sono anche i giovani di qualche anno più grandi. Troppo piccoli e anche, secondo me, anche colpa della famiglia, che non gli stanno dietro e via così. Vengo anch'io qui ogni tanto a Treviso e vedo molte cose brutte che non mi piacciono. È abbastanza grave perché la sera vieni qua e non sei sicuro perché vedi gente abbastanza losca in giro e non sai se venire o non venire, se stare a casa. È da 2 o 3 anni che vedo comunque degrado qua a Treviso. Una soluzione, come sempre ci sarebbe, coinvolgere le nuove generazioni in progetti di comunità, ma la strada sembra in salita. Formo i giovani volontari, ma di giovani ne vendiamo pochi. Non sono tanto giovani, volontari, non si ha età per essere volontari, ci mancherebbe altro. Sicuramente mancano però le giovani leve. In estate, grazie al campo scuola di Pecolla, ci sono stati 2 giovani ingressi di 16 e 17 anni e questo a Mogliano, ma non basta. 2 sono pochi. Diciamo l'età media della protezione civile si sta ulteriormente molto alzando. Da qui un appello che è soprattutto un auspicio. E Treviso sembra essere diventata in qualche modo, almeno in questa fase, in questo momento, rispetto ad altre città, un epicentro della violenza in senso lato. Ieri, proprio in pieno centro, un uomo è stato colpito in faccia con un pugno da un ciclista di origini straniere sotto i portici di via Roma. Vediamo. È finita qua. Vai. Uno fa la strada pelata, per favore, grazie. Grazie. Scusate, cos'è successo? Antena 3. Non lo so. Allora, niente, un maleducato che correva in bicicletta sul marciapiedi ha inveito contro il signore che gli ha fatto notare che era sul posto sbagliato. Mi ha dato un pugno sulla faccia, stava andando addosso mia moglie con la bicicletta. Io mi sono permesso di protestare perché è qui che corre sulla via pedonale e praticamente questo ha cominciato a insultarmi e ho risposto. E poi mi ha dato un pugno sul muso. Il diretto interessato ci chiede di non comparire, ma ciò che è accaduto in via Roma a Treviso resta in tutta la sua gravità. È da poco passato mezzogiorno e l'uomo si trova sotto i portici, si sta recando a pranzo nel centro cittadino. Un momento di svago nel giorno di Santo Stefano diventa improvvisamente un alterco con un estraneo, un ragazzo di origini straniere, che gli mette le mani addosso per poi di fatto andarsene sempre in sella alla sua bicicletta. Attimi di concitazione che vengono registrati dalle nostre telecamere che si trovano in zona proprio per un servizio sulla sicurezza, anche a seguito dei tragici fatti di via Castelmenardo. La vittima è scossa e non nasconde la sua amarezza.
Sono su una via pedonale, devo avere uno in bicicletta che corre e solo perché suona devo spostarmi, mi sembra ingiusto, veramente. Quindi l'ha preso a parole e le ha dato anche un pugno? Sì, un pugno sulla faccia, perché questo cominciava a insultarmi e tutto quanto. È gravissimo. E cosa vuole che le dica? È così e nessuno può fare niente. A intervenire in suo soccorso è Ezio Bettiol, che cerca anche di calmare gli animi, una dinamica che si dipana nell'arco di pochi secondi. Il ragazzo ha colpito, poi ha cercato che voleva tirare la bicicletta anche al signore, ma diciamo dai, va bene così. Ma secondo lei questo ragazzo era su di giri? Sapeva, io mi sono messo in mezzo, sapeva, aveva l'alito da alcolico. Un fatto grave in una città comunque monitorata. Forze dell'ordine hanno fatto per tutto il giorno la spola nelle zone più calde, con via Roma che resta tra i quadranti maggiormente problematici. Con le parole non si risolvono i problemi. Signori, dobbiamo conviverci, dobbiamo adattarci. Noi devono adattarsi anche loro comunque. Servizio di Christian Arboit, che era prontamente intervenuto, era proprio lì sul luogo di questo episodio di violenza. Adesso passiamo dalla violenza alla crisi delle imprese, in particolare al Fondaco dei Tedeschi a Venezia, a Rialto, nel cuore di Venezia, un polo del lusso in crisi con minacce di licenziamenti e la crisi anche dell'indotto dei lavoratori che in questo caso si occupano dei trasporti delle merci. Andiamo da Filippo Fois in diretta con Sandro Ponco. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea proprio di fronte al Fondaco dei Tedeschi, che per inciso in questo momento è stato chiuso a sorpresa per alcune ore in corrispondenza con questa manifestazione che tra l'altro alle mie spalle viene abbondantemente fotografata da tutti i turisti, perché questo oramai è Venezia. Il Fondaco dei Tedeschi ha detto che sostanzialmente la proprietà del Fondaco dei Tedeschi che cesserà l'attività ad aprile. Ci sono 350 persone che dal giorno alla notte sostanzialmente hanno appreso che perderanno il posto di lavoro. 250 più o meno sono diretti, un altro centinaio, ed è questo il caso di cui stiamo parlando adesso, sono invece lavoratori dell'indotto. In questo caso lo chiedo a Ruggero Sorci della DL Cobas, questi lavoratori di cosa si occupano? Allora, i lavoratori si occupano della logistica del negozio, per cui di fatto sono le persone che accolgono la merce che arriva e preparano poi dopo le spedizioni che poi dopo arrivano qui, quindi con la merce che poi viene venduta dentro il negozio. Si tratta di lavoratori che lavorano quindi non direttamente per DFS, ma presso il magazzino che si trova a Quarto d'Altino. E tutto ciò che si vende qua dentro, un palazzone di 5 piani, transita attraverso il loro lavoro? Esattamente, tutto quello che viene venduto qua dentro, tutta la merce che viene comprata e venduta qua dentro transita attraverso quell'unico magazzino. Ecco, nonostante questo rappresenti l'attività sostanzialmente della cooperativa che poi gestisce materialmente la logistica, loro sono stati esclusi dal tavolo di crisi. Certo, è il perverso sistema degli appalti, per cui chiaramente le società nella catena di comando degli appalti possono via via lavarsi le mani delle responsabilità, in questo modo poi tutta la partita viene giocata di fatto ai livelli più bassi, quindi tra il lavoratore e la cooperativa, in questo caso un SRL che ci lavora dentro, e invece il cliente unico che è DFS cerca di lavarsene le mani dicendo che non è responsabilità loro. Grazie Ruggero Sorci. Lei è uno dei rappresentanti sindacali di questi lavoratori. Da quanto tempo lavora per il Fondaco dei Tedeschi? Allora, noi lavoriamo nel 2016, quasi più di 8 anni. Dall'inizio di quando che sono 2016 è aperto l'agosto, la Fondaco dei Tedeschi, che noi lavoriamo io e anche i miei colleghi tutti. In quanti siete? Siamo 17. Quarto di Altino, magazzino, che lavoriamo tutti per la DFS. Sente, un lavoro molto duro, naturalmente il vostro. Posso chiederle quanto guadagna? Allora, guadagniamo non è tanto, un contratto di nazionale normalmente, che prendiamo qualcosa di, non è che qualcosa oltre, sì. Però il lavoro è pesante tutto. C'è anche la responsabilità. Adesso siete molto preoccupati perché se non succede qualche cosa voi dovete chiudere. Certo, come no? Sono preoccupati tutti, abbiamo le famiglie, tutti hanno le case, non capisco che quanti giorni questo che rimane aperto, non sappiamo nulla noi, anche loro non dicono le chiaro niente, noi siamo preoccupati che non riesco a pagare l'affitto, tutte le cose in futuro.
Grazie a lei, naturalmente in bocca al lupo. Noi continueremo a seguire questa vicenda. Vedete, queste sono le due facce, alle nostre spalle c'è il polo del lusso che ha deciso di chiudere. Si tratta di una multinazionale molto forte, dall'altra poi ci sono i lavoratori che dal giorno alla notte si sono visti comunicare questa decisione. La linea torna allo studio. Grazie molti a Filippo Fois e a Sandro Ponchio da Rialto, nel cuore di Venezia. E adesso una tragedia purtroppo che ha riportato, vedete il titolo del Gazzettino, la prima pagina del Gazzettino: Patrizia è morta a 66 anni intossicata dal monossido nella casa dei sogni tra le montagne, la vacanza finita in tragedia con il marito Maurizio e la figlia Laura. Andiamo subito da Omar Costantini, il nostro inviato. A te, Omar. Non è Omar Buongiorno Costantini, direttore, ben trovato. Scusami. Un caro saluto anche. Non si preoccupi. Ci troviamo in questo momento a Forni di Sopra, più precisamente in via Vitiei 11, dove appunto nella notte tra Natale e Santo Stefano si è consumata questa tragedia proprio all'appartamento alle mie spalle, al primo piano, dove Patrizia Pontani, 66enne, non ce l'ha fatta, è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. Secondo le prime ricostruzioni sembra che il carbonio sia fuoriuscito da una caldaia. Tra l'altro al momento la figlia Laura e il papà Maurizio, 73enne, la figlia 28enne, si trovano ricoverate in gravissime condizioni all'ospedale di Catinara. Stanno lottando tra la vita e la morte, e proprio nella notte di Natale la famiglia stava trascorrendo la prima notte in questa casa vacanze che aveva comprato all'asta e ristrutturato da pochissimo. A dare l'allarme è stato il moroso della figlia Laura alle 4:30 di mattina, a seguito di uno scambio di messaggi che si mandavano i giovani, nei quali appunto la figlia manifestava conati di vomito e una perdita di coscienza. Da lì il compagno della figlia ha chiamato dalla Toscana i soccorsi, che si sono precipitati proprio qui in via Tiviai 11, e fino a ieri questa strada era chiusa, c'erano tutte le autorità che stavano procedendo con le indagini, e proprio alle 4:30 di mattina sono giunti sul posto un elicottero e la Croce Rossa. Purtroppo per Patrizia, 66enne, non c'è stato nulla da fare, e il padre e la figlia in questo momento si ritrovano all'ospedale di Catinara in gravissime condizioni. E come avevo detto anticipatamente, dalle prime indagini si sospetta un malfunzionamento della caldaia, che da lì appunto ha portato il monossido di carbonio proprio all'interno dell'abitazione qui alle mie spalle, proprio al primo piano. Una comunità sotto shock. Abbiamo intercettato prima di arrivare in diretta alcuni residenti che abitano proprio in questa via, e sono veramente sotto shock, al momento non vogliono parlare. Ricordiamo appunto che la famiglia aveva comprato da pochissimo questa casa all'asta, l'aveva ristrutturata da poco e stava trascorrendo proprio la prima notte nella nuova casa. Direttore, da Forni di Sopra è tutto, le restituisco la linea. Grazie a Federico De Rossa della nostra redazione di Udine, e grazie ovviamente anche al nostro operatore. Andiamo avanti sempre con la cronaca. C'è stato un intervento ieri sera dei Vigili del Fuoco in via Ronchi a Borgorico nel Padovano per un incendio divampato all'interno del garage di un'abitazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I Vigili del Fuoco, accorsi con un'autopompa e un'autobotte da Padova, hanno in breve tempo circoscritto e spento le fiamme che hanno bruciato delle masserizie messe a deposito nel garage. Le cause dell'incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni dei Vigili del Fuoco di completo spegnimento e bonifica sono terminate circa a mezzanotte. Ed è andata a fuoco una stalla a Valrovina, Vigili del Fuoco anche qui impegnati per ore, con gravi danni alla struttura. A fuoco nella mattinata del giorno di Santo Stefano una stalla a Bassano del Grappa, nella frazione di Valrovina a Cameneghetti. L'incendio, nel quale fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita,
ha provocato gravi danni. Le squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate dal distaccamento di Bassano e da Vicenza, con 2 autopompe e 2 autobotti per un totale di 12 operatori, sono riuscite a circoscrivere le fiamme alla sola stalla, evitando che si estendessero alle abitazioni circostanti, in salvo le 2 mucche che si trovavano all'interno della stalla, che è stata completamente bruciata, e fiamme estese anche ai piani superiori, che hanno interessato le travi in legno e il tetto, parzialmente coinvolta dall'incendio anche una stanza di un'abitazione colpita dalle fiamme. Le cause del rogo, di probabile natura elettrica, sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate nel pomeriggio. Un dramma a Brugine. Una ragazzina di appena 17 anni è stata trovata morta a letto dalla madre che era andata a svegliarla. Morta improvvisamente a soli 17 anni nella notte di Natale, Catarina Grande è stata ritrovata esanime a letto dalla mamma che era andata a svegliarla per somministrarle il farmaco che assumeva quotidianamente per l'epilessia. La morte è avvenuta per cause naturali, forse dovute ad una crisi respiratoria. Catarina e la sua famiglia avevano partecipato alla messa di mezzanotte della vigilia di Natale della parrocchia di Campagnola di Brugine, dove era molto attiva come animatrice della CR. La mamma, la mattina di Natale, era andata nella sua camera per somministrarle il farmaco che assumeva regolarmente per la sua patologia ad orari prestabiliti e si è accorta che la figlia non respirava più. Vani tutti i tentativi di rianimarla. I genitori, in un ultimo gesto di generosità, hanno deciso di donare le cornee della ragazza. Catarina era molto impegnata e attiva nella comunità, lo ricorda anche il sindaco Michele Girardo, che proclamerà il lutto cittadino per la data dei funerali. Catarina nel 2019 era stata eletta sindaco dei ragazzi. Valentina Visentini, vediamo una notizia da prima Treviso. Studentessa quindicenne di H-Farm muore insieme alla famiglia in un incidente aereo in Brasile. Maria Elena Galeazzi si chiamava, studentessa della scuola internazionale nel campus di Roncade. I ladri ancora in azione, imperterriti, continuano ad imperversare sul nostro territorio nel silenzio delle istituzioni. A Roma abbiamo 48 parlamentari, abbiamo dei ministri del Veneto, nessuno che parli di quello che sta succedendo sul nostro territorio. Anche la notte di Natale un trevigiano ha assistito in diretta via webcam al furto nell'abitazione di sua madre in via Sartorio a Treviso e in questo modo è riuscito ad allertare la polizia. È scattato l'allarme e dalle telecamere interne ho potuto vedere una persona che passava davanti alla telecamera, quindi chiaramente la casa doveva essere disabitata e quindi era evidente che c'era qualcuno dentro che non doveva esserci. È stata una sveglia di Natale non proprio gradita. Si trovava in montagna con la famiglia Guido Zani quando la mattina di Natale è stato tirato giù dal letto dal sistema d'allarme della casa della madre in un condominio di via Sartorio a Treviso. Sono circa le 5, nell'abitazione c'è almeno un estraneo. Il furto avviene praticamente in diretta. Io ho visto solo una persona passare, dopodiché non mi sono interessato delle telecamere, anche perché tenga presente che non è una telecamera che ha una visione grandangolare, è una webcam, quindi mi fa una visione molto periferica, molto piccola. Perché ho chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute subito, Polizia di Stato, che ringrazio per la velocità dell'intervento, e niente, quando però sono arrivati erano andati via. Poche ore dopo Zani rientra a Treviso per capire l'ammontare dei danni. La mia paura è che facessero un disastro in casa per nulla. In realtà hanno rovesciato qualche portagioia dove mia mamma tiene delle collanine senza valore che si fa lei e basta. Quindi diciamo che tutto sommato, se possiamo dire così, è andata bene. Alla fine qualche danno alla serratura e basta. Resta una sensazione di fastidio, così la chiama Guido, ma anche un senso di scampato pericolo. Il punto è, se ci sono io un conto, se c'è mia mamma che è molto anziana, cioè magari la paura, potrebbe succedere qualcosa di ben peggio del danno, invece per fortuna non c'era nessuno, quindi diciamo che la cosa è stata limitata a una scocciatura, ecco. Forse il ladro sapeva che in quel momento in casa non c'era nessuno, forse già aveva fatto un sopralluogo. In via Sartorio diversi sono stati furti nel recente passato. Facciamo finta anche che la polizia si fosse arrivata in tempo, in questo caso li avesse presi. E cosa gli fanno? Fanno qualche giorno di galera, forse, e dopo li mandano liberi ancora. Quindi un po' questo è il problema.
Continuano le indagini dei carabinieri per identificare la banda responsabile degli assalti ai bancomat della vigilia di Natale nel Padovano. Vediamo. I carabinieri in questi giorni stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza dei paesi e i sistemi targa system per cercare di individuare la banda che nella notte del 24 dicembre ha sventrato e derubato lo sportello bancomat di Campodoro e tentato di far saltare in aria quello di Vo. I due colpi sono avvenuti ad un'ora di distanza. Alle 4 a Vo i banditi hanno cercato di far esplodere la bussola della filiale dei Monti dei Paschi, ma il colpo non è andato a buon fine. Alle 5 invece a Campodoro un boato fortissimo che ha svegliato gran parte del paese ha divelto lo sportello bancomat sempre della filiale dei Monti dei Paschi di via Roma. In pochi minuti i ladri sono riusciti a scappare portandosi via alcune cassette colme di denaro. I carabinieri stanno indagando perché potrebbe trattarsi della stessa banda, visto che sia a Vo che a Campodoro è stata vista fuggire un'auto scura. Oggi in regia Tony Esposito e Italo Morao, ancora cronaca, fermato al Megliadino con dosi di marijuana, stiamo parlando di Padova, a casa altri 270 grammi ed è finito in manette un 38enne. Trovato al centro commerciale non a comprare gli ultimi regali di Natale ma intento a smerciare droga, un 38enne italiano residente nella Bassa Padovana è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di S lo scorso 22 dicembre mentre si trovava al centro commerciale Megliadino di Borgo Veneto con diverse dosi di marijuana e così è scattata la perquisizione domiciliare. Qui i militari hanno rinvenuto oltre 270 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il 38enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha applicato il divieto di dimora nel comune di Ospedaletto Euganeo. Controlli a tappeto della Guardia di Finanza durante il periodo natalizio, multe per 85.000 euro a locali ritrovati con slot accese fuori orario e lavoratori in nero. Feste nel segno della sicurezza, controlli a tappeto delle fiamme gialle, in particolare il nucleo mobile della Guardia di Finanza di Schio ha verificato la regolarità dei lavoratori di una birreria a Piovene Rocchette dove 2 camerieri, un addetto al bancone e un lavapiatti sono stati trovati senza documentazione lavorativa. In più è stato ricostruito l'impiego in nero di alcuni dei 4 per oltre 60 giornate e l'omesso versamento dei contributi previdenziali. Le sanzioni al datore di lavoro complessivamente ammontano a 70.000 euro. In un bar di Malo, le fiamme gialle hanno trovato un'unica cameriera che lavorava senza la comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro. Anche in questo caso sono scattate sanzioni per circa 5.000 euro. Per quanto riguarda gli apparecchi slot, sono stati fatti diversi controlli nei locali di Sant'Orso, Marano e Malo, dove in 4 bar sono stati trovati in tutto una ventina di apparecchi accesi fuori dalle fasce orarie previste. Sanzioni per circa 10.000 euro. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri e lavoro nero irregolare anche nella Marca. Il bilancio della Guardia di Finanza nell'ultimo semestre parla di 58 lavoratori non regolari, 19 aziende selezionate. C'è anche un caso di caporalato e questa è la fotografia scattata dal comandante provinciale delle Fiamme Gialle La Gioia, che è stato raggiunto da Eddie Calliman e da Simone Merlo. Sentiamo. Caporalato è un grave reato che appunto ha alla sua base il fatto che un datore di lavoro si approfitta dello stato di bisogno di persone che appunto non possono reclamare diritti e si accontentano di essere di fatto sottopagate e sfruttate appunto per il proprio tornaconto personale. Nel corso delle vostre indagini infatti avete trovato un caso di caporalato, di che cosa si tratta, in che azienda operava? Sì, stiamo parlando sempre di opifici, quindi manifattura del tessile, appunto in questo caso era un'azienda condotta diciamo da 2 imprenditori, da 2 soci che operava in spregio sia delle normative sulla sicurezza sul lavoro, infatti sono stati anche eseguiti gli interventi di sequestro appunto dei banchi di lavoro che non erano a norma e sia anche in spregio dei diritti proprio dei lavoratori perché impiegavano appunto delle persone non in regola col permesso di soggiorno che sono state quindi non solo espulse ma anche per i lavoratori, per i datori di lavoro è scattata la denuncia penale
penale proprio per il reato di caporalato. Quali sanzioni adesso spettano alle aziende irregolari? Diciamo, in questi 6 mesi di sanzioni ne sono state erogate diverse, di diversa natura, anche perché, come ho detto prima, le competenze anche sanzionatorie sono suddivise in base ai vari enti che concorrono nel corso dei controlli. Per quanto ci riguarda, come Guardia di Finanza, possiamo dire che sui 58 lavoratori irregolari, 17 completamente in nero, gli altri 41 invece diciamo in grigio, quindi lavoratori che avevano dei profili di irregolarità ma erano, come dire, assunti alla base regolarmente. Ecco, le sanzioni ammontano a circa 120.000 euro nel loro complesso. Ricordiamoci poi che dietro l'assunzione in nero di un lavoratore da parte delle aziende vi sono anche dei profili di ricavi che non vengono dichiarati al fisco, quindi diciamo, a queste sanzioni sul lavoro si aggiungeranno poi quelle che saranno le verifiche fiscali connesse appunto ai redditi occultati al fisco, che vengono poi impiegati per retribuire in nero i lavoratori. Restano gravi le condizioni del pilota dell'ultraleggero precipitato ieri intorno alle 11 a ridosso dell'A31 Valdastico. Il velivolo era appena partito dalla scuola di volo di Piovene Rocchette. Il pilota si è subito accorto di un problema al motore ed ha cercato di evitare l'impatto con la strada. Immediato l'arrivo sul posto delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco di Schio, che hanno estratto il pilota dalle lamiere e poi affidato alle cure dei sanitari del SUEM 118 giunti dall'ospedale di Sant'Orso anche con l'automedica. Vista la gravità della situazione è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo è ricoverato in rianimazione. A dare l'allarme gli automobilisti che transitavano lungo l'autostrada, che hanno visto l'ultraleggero schiantarsi al suolo. E abbiamo parlato di migranti, di immigrazione, degli hub di Albania nella scorsa puntata di Focus. Sentiamo cosa aveva detto l'assessore allo sviluppo dell'economia del Veneto, Roberto Marcato. Io non sono proprio un fan di questa soluzione, nel senso che se servisse per portare gli albanesi che abbiamo pairezze da notte che va a rubare nei casi, portiamo avrebbe un senso. Francamente così anche la deterrenza, sì, bisogna capire chi sono questi che partono, cioè è gente che ha visto la guerra, la fame, ha visto la famiglia trucidata, figuriamoci se questi qua si fa fermare perché tu dici che te metti un hub in riva al mare in Albania, cioè è evidente che qui il tema vero è che noi abbiamo due grosse criticità. La prima è sentire la Schlein che dice che l'Europa non c'è, quando lo dicevamo noi sembrava una bestemmia in chiesa. L'Europa è inesistente, è un fallimento politico assoluto e tu gestisci il tema dell'immigrazione solo se lo gestisci con l'Europa. L'assessore leghista Roberto Marcato non usa giri di parole per esprimere le sue critiche alla scelta del governo, che ha annunciato che a gennaio intende riprendere il progetto dei trasferimenti e trattenimenti dei richiedenti asilo nelle strutture albanesi. Dopo il vertice a Palazzo Chigi di ieri tra Giorgia Meloni e i suoi fedelissimi, la Premier esclude il ritorno di Matteo Salvini all'interno, nonostante la chiusura positiva per il leader della Lega del processo Open Arms. Se i centri albanesi rischiano di essere un tema divisivo nel centrodestra, il tema della riforma della giustizia ricompatta lo schieramento. Noi abbiamo un sacco di leggi, ma qua servirebbe una riforma complessiva del sistema della giustizia, altrimenti tutto diventa inutile, le leggi non sono efficaci, la norma penale non ha efficacia, perché serve una riforma della giustizia, ma questo paese qua è irriformabile. Senza una riforma vera della giustizia e senza l'Europa l'immigrazione non la gestisce e sarà sempre peggio. Fiocano le multe a quanto pare dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Abbiamo tracciato un primo bilancio a Vicenza con la polizia locale. Nuovo codice della strada. A 10 giorni esatti dalla sua entrata in vigore, a Vicenza il trend delle irregolarità non è aumentato, ma le sanzioni inasprite hanno portato a una piccola rivoluzione.
Il bilancio ha portato alla contestazione di 9 verbali per quanto riguarda la sosta in prossimità dell'intersezione, 9 violazioni per quanto riguarda il carico-scarico merci, poi dell'occupazione abusiva di spazi invalidi 9 verbali, l'uso del telefonino irregolare durante la guida ha comportato 4 violazioni, la guida del monopattino senza indossare un casco protettivo 2 sanzioni e infine la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti 1 violazione. Un giro di vite che ha preso alcuni automobilisti in contropiede perché non si aspettavano che ci fosse questo inasprimento delle sanzioni. Abbiamo riscontrato delle sorprese, proprio per l'uso ad esempio del telefonino non si aspettavano che fosse ritirata immediatamente la patente e siccome serve per lavorare ovviamente questo mette molto in difficoltà i cittadini e abbiamo riscontrato questa dispiacere particolare dove sottolineo appunto di stare molto attenti. Bisogna stare molto attenti e infatti tanti cittadini hanno telefonato alla polizia locale per chiedere maggiori informazioni. Molte persone hanno telefonato, specie ad esempio sull'uso del casco del monopattino, in quanto non sapevano che tipo di casco comprare, ad esempio, se era obbligatorio anche per i maggiorenni e quindi abbiamo fatto anche un'attività di informazione per il cittadino. E a proposito di informazioni, ve ne diamo una importante. Chi ha meno di 20 punti sulla patente deve stare molto attento perché per alcune violazioni è prevista la sospensione breve della patente. Ecco, qui vorrei sottolineare proprio questo fatto che ci sono alcune violazioni che possono essere ad esempio la guida senza cintura o la mancata precedenza all'intersezione oppure la non corretta immissione nel flusso della circolazione. Per coloro che hanno meno di 20 punti rischiano la sospensione immediata della patente senza l'emissione di alcun provvedimento. Già in quel momento se hanno meno di 20 punti possono rischiare il ritiro della patente, quindi invito ognuno a guardare quanti punti ha sulla patente e stare molto attento a questo tipo di violazioni. Un giro di vite che molti cittadini hanno apprezzato, anche la maggior parte degli automobilisti, moltissimi dicono che ci vuole tolleranza zero. Sentiamo i vicentini che però in queste interviste sottolineano la troppa severità dei limiti alcolemici. Sentiamo. Il codice della strada nuovo, cosa pensi? Io penso che in alcune circostanze è buono, però in alcune no, perché il codice della strada vieta assolutamente di bere, di fare un cadicino, anche perché noi non beviamo e non fumiamo e a noi va bene, però per i ragazzi giovani che vanno a festeggiare, che si beve una birra, che si mangia una tagliata e l'accompagna con la tisana. Un minimo di tolleranza sull'alcol, sul bere. Caspita, sei a una festa, il compleanno, non ci pensi, bevi il bicchiere, ma quel tanto che magari quel 0,5 scappa, lì è dura in quel senso lì. Tutto il resto non sono d'accordo. È un po' troppo severo su certe cose, tipo la velocità, vabbè è vero, però mi sembra un po' esagerato le multe, poi come il resto va bene, cioè si doveva fare e va bene così. Apprezzo la scelta, sì, per il momento. Quindi è giusto essere severi? Sì, certo. Anzi, avrei richiesto al comune che fanno il servizio serale per chi vuole servire qualcosa in più. Che il taxi costa tantissimo, quindi se loro, come a Roma per dirti, io sono stato a Roma, ho visto che c'è il servizio serale con 12 euro ti muoveva da una parte all'altra. È una buona cosa su parecchie cose, che l'utilizzo monopattini che prima erano un po' allo sbando. Le targhe vanno bene, cioè associate a una piccola assicurazione, perché può capitare male vai addosso, non volontariamente, ma ci vai addosso una persona, almeno paga l'assicurazione, cioè è una cosa che dovrebbe essere fattibile. Se è tutto per la sicurezza, ben venga. Basta, poi bisogna leggere, non mi sono documentato. Non sono d'accordo sull'inasprimento delle pene
Sicuramente sono d'accordo per i monopattini, guardi, sicuramente, e poi la velocità. Ogni mattina incontro i monopattini, ma anche in questi giorni decisamente senza casco. Cioè, no, non hanno subito effetti le nuove norme. Mancano le norme attuative ufficialmente. Manca chi controlla, come sempre. Cioè. E protestano i bassanesi, i commercianti bassanesi, non per le multe, il codice della strada, ma per l'aumento delle tariffe dei parcheggi e dei plateatici. E il sindaco Nicola Finco però risponde per le rime. Sentiamo. Sotto l'albero di Natale Confcommercio ha trovato un regalo non gradito: l'aumento delle tariffe per parcheggi e plateatici in città. Una scelta, quella dell'amministrazione, che non ha trovato d'accordo i commercianti di Bassano, preoccupati, a dir loro, che questi aumenti possano da una parte penalizzare l'afflusso di visitatori e utenti in città e dall'altra, parlando dei plateatici, compromettere la sostenibilità di molte attività del centro storico. Una presa di posizione dura a cui il sindaco Nicola Finco replica così. Mi dispiace la presa di posizione da parte di Confcommercio, in quanto ogni scelta io ho sempre cercato di condividerla con loro. Stiamo parlando di un semplice aumento del 15% per quel che riguarda i parcheggi plateatici, in quanto noi abbiamo oggi la necessità di avere quelle risorse che ci permettono di realizzare gli eventi in città, quindi gli eventi culturali e gli eventi turistici. Ricordo che tutte le manifestazioni che ci vengono richieste da loro ottengono sempre l'occupazione gratuita del suolo pubblico. Sappiamo che insomma, quando gli esercenti ci richiedono i plateatici, se non ci sono determinati problemi siamo sempre i primi a concederli, però ovviamente, e questo ci tengo a precisarlo, l'offerta turistica e culturale non può essere tutta a carico del pubblico, ma pretendo che anche il privato si metta a disposizione per cercare di realizzare tutte quelle attività e manifestazioni che servono alla nostra città. Dopo preciso che il parcheggio non è uno strumento di aiuto economico. Il parcheggio deve servire per dare un servizio ai cittadini e penso non siano i 10-15 centesimi in più ad allontanare il turista dal centro storico di Bassano. Andiamo adesso a Trieste in diretta da Gianluca Paladin, perché c'è un allarme terrorismo a Monfalcone. Un islamico che voleva aprire una moschea era indagato. Sentiamo in diretta da Trieste Gianluca Paladin. A te Gianluca. Buongiorno direttore, sì esatto, c'è anche Monfalcone che vedete in fondo alle mie spalle come teatro di questa maxi operazione dei ROS, dei Carabinieri di Bologna, coordinati dalla Procura della Repubblica del Capoluogo Emiliano, proprio per far luce su quanto stava succedendo tra il centro e il nord Italia. Ha 27 anni il cittadino monfalconese di origine turca, accusato insieme ad altre 4 persone, tutte destinatarie di misure cautelari, di aver compiuto atti di proselitismo per come dire, costituire questa presunta cellula terroristica in Nord Italia. A capo di questa banda ci sarebbe una donna giovanissima, una ragazza di origine pakistana, anche lei ovviamente arrestata e residente nel comune di Bologna. Manca all'appello 5 misure cautelari, ma di fatto solo 4 arresti operati, perché manca all'appello un ragazzo di 20 anni di origine marocchina residente a Milano, che però è fuggito verso il Corno d'Africa, verso i paesi di origine, quindi non è in questo momento finito in manette. Oggi gli interrogatori di garanzia per tutti gli altri che sono rinchiusi in varie carceri italiane tra Bologna e Gorizia. Infatti il monfalconese originario della Turchia è in questo momento in carcere a Gorizia, accusati di appunto fare proselitismo e di preparare un piano, una battaglia contro gli infedeli, contro le persone appunto di altra fede non islamica. Questo è il pericolo che ha fatto scattare l'indagine, che di fatto ha visto queste persone per la maggioranza dei casi operare attraverso i social network, la rete, e quindi mandare messaggi violenti e cercare di arruolare persone attraverso i social network, ma appunto questi atti di proselitismo avvenivano anche in altra maniera. Per esempio il cittadino di origine turca a Monfalcone
Monfalcone cercava appunto di tirare dentro nel sistema, di convincere gli stessi colleghi col quali lavorava, perché pensate, questo ragazzo, il più vecchio tra l'altro del gruppo, era lavoratore presso uno dei locali del fratello, noto titolare di locali di kebab e pizzerie della città dei cantieri di Monfalcone. Oggi, dicevamo, gli interrogatori di garanzia. Tra gli obiettivi ultimi di questa banda ci sarebbe anche stato quello di costituire dei veri e propri gruppi armati che avrebbero poi agito in tutta Italia. Dawa Italia, Corsa alle Armi Italia, questo il nome della banda accusata appunto di attività terroristica nel nostro paese. È tutto per quanto riguarda gli aggiornamenti. Ovviamente staremo attenti anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, per vedere cosa e se emergerà qualcosa dagli stessi interrogatori di garanzia. Naturalmente c'è il segreto delle indagini e chiaramente gli investigatori non si sbottonano, non si possono sbottonare, ma quello che potremo riportare ovviamente lo riporteremo. Vi ricevo la linea. Grazie Gianluca Paladin della nostra redazione di Trieste. L'ex sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint, che è diventata europarlamentare, ha ribadito che bisogna mappare tutti i centri islamici e gli imam in Italia. Anna Maria Cisint, eurodeputato leghista e già sindaco di Monfalcone, non demorde. È intervenuta via video dopo l'operazione antiterrorismo condotta dai ROS dei Carabinieri, che coinvolge anche un immigrato musulmano a Monfalcone. Un anno fa più di 6.000 islamici marciavano su Monfalcone contro il sindaco che pretendeva e pretende la legalità. Oggi abbiamo appreso che è stata arrestata una cellula terroristica legata ad Al-Qaeda e all'ISIS proprio a Monfalcone. Il tema della radicalizzazione, dell'islamizzazione integralista, soprattutto nelle comunità chiuse, è un gravissimo problema che noi denunciamo da tempo e lo porto avanti anche in Europa. Per questa posizione, sottolinea Cisint, ora si trova sotto scorta, ma non per questo dimostra di voler fermare il proprio impegno, anzi esso viene ribadito con maggior forza. È necessario agire con consapevolezza quanto prima. Bisogna fermare gli irregolari, serve il controllo continuo ai confini, i centri di respingimento al di fuori dell'Unione Europea, bisogna mappare tutti i centri islamici, è necessario che ci sia una verifica di chi li gestisce e degli imam con un registro per individuare precisamente tutti quelli che vivono sui nostri territori. Se così non si facesse, preconizza ancora Cisint, lo scenario futuro si presenterebbe assai poco piacevole. Perché altrimenti, come già accade, la situazione non solo dell'islamizzazione integralista nei comportamenti, ma anche della sicurezza dei cittadini è messa davvero in pericolo. E questo era il servizio di Umberto Bosazzi. Intanto vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto, diretto da Alessandro Russello. Studenti napoletani insultati tra le calli, le scuse del sindaco Brugnaro, tornate, sarete nostri ospiti. Il PNRR, TAV, tram e bretella al cardiopalma, ma rischiare di più è il treno per l'aeroporto. Abbuffata di Natale a Treviso, 40 in ospedale per aver esagerato con cibo ed alcol. E anche a Verona, albero troppo grande, ristoratore multato, pagherò i 400 euro, ho solo abbellito la città. Pubblicità, torniamo subito con i nostri registi Tony Esposito e Italo Morao, a tra poco. Come sono andati gli acquisti natalizi? Sentiamo il bilancio dei commercianti padovani. L'ultima settimana è stata una settimana intensa, è un Natale che è partito un po' diciamo col piede lento, così la gente oggi spende in maniera diversa, si informa e dopo spende, però comunque abbiamo visto che diciamo le nostre attività hanno avuto un bel risultato, specialmente questi ultimi 2 giorni qua, perché vediamo tanta gente con i sacchetti e con le borsette in mano, vuol dire che entrano nei negozi, che fanno acquisti e regali a Natale. È una tradizione importante per il nostro territorio, quindi noi siamo moderatamente però positivi.
Non si sbilanciano troppo i commercianti, ma sorridono guardando al Natale 2024. Positivo il commento di Ascom e anche i dati forniti dall'altra associazione di categoria, Confesercenti Veneto Centrale, dicono che la spesa complessiva in provincia di Padova sarà di 146 milioni di euro, stabile rispetto all'anno scorso, per un budget di 225 euro a testa. Efficace, inoltre, la campagna che invitava a comprare i propri doni nei negozi sotto casa. Abbiamo riscontrato che effettivamente, forse anche dallo scotto che hanno avuto l'anno scorso, che i regali sono arrivati in ritardo, quelli ordinati via internet, e quindi quest'anno è stato preferito il negozio di vicinato, che è sempre una garanzia dove tu puoi trovare il servizio, puoi trovare la qualità e poi anche se c'è qualche tipo di difettino così puoi andare là e cambiare il prodotto. Le associazioni di categoria auspicano per il 2025 pace e stabilità. Noi chiediamo soprattutto un po' di serenità e pace, soprattutto che queste guerre abbiano fine, perché noi abbiamo bisogno di essere imprenditori propositivi, che pensano alla propria impresa, che pensano ai loro dipendenti. E su questo Natale a Padova abbiamo sentito anche i cittadini. E cosa si desidera, cosa si vuole per questo Natale? Ma per questo Natale vorrei un po' più di serenità e soprattutto la salute, perché è stato un periodo anche un po' critico quest'anno, quindi sono queste le cose più importanti, e la famiglia, ecco, che sta bene stare insieme. Un po' di pace e di serenità per il mondo, penso, no? Momenti molto travagliati nello scenario internazionale, quindi un po' di pace. Per stare bene, continuare con la moglie, che ha 50 anni che sono sposati. E io ho una figlia. Cosa chiedete per Natale? Potete scegliere cose materiali o anche qualche desiderio più importante? Un po' di serenità, sicuramente, che le feste ogni tanto portano un po' di subbuglio, quindi un po' di serenità e di viversela al meglio. Un po' di amore in generale, familiari, amicizia, un po' di tutto. Beh, le cose più importanti, i valori importanti, la famiglia, volersi bene, amarsi, ritrovare i valori antichi, soprattutto in questi tempi. Io desidero passare il Natale con la mia famiglia perché faccio il college in America, quindi sono tornata solo per Natale, quindi non vedo l'ora di passare il Natale insieme a tutti i miei parenti, e quindi niente cose materiali quest'anno, solamente viaggi e stare con la famiglia. Cosa si desidera quest'anno di trovare sotto l'albero a Natale? Pace, per tutti veramente, se ne vuole quello. Di stare bene, la salute, la prima cosa, e poi per tutti gli ammalati, no? Un buon Natale. E tra buffate ed eccessi alcolici è stato un Natale di super lavoro per gli operatori del SUEM, circa 40 gli interventi soltanto nella giornata di ieri a Treviso. 2 anziani sono stati soccorsi durante la Santa Messa. Oggi la situazione è ritornata alla normalità, confermano dalla centrale operativa del SUEM. Le immagini che vedete si riferiscono a un intervento in Piazza dei Signori, nella pizzeria Pino, dove una donna è stata soccorsa per malore verso le 13. Personali di Sale e avventori si sono subito mossi per lanciare l'allarme. È arrivata l'ambulanza tempestivamente, che ha stazionato per qualche minuto sotto l'albero allestito in piazza. La donna è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni sarebbero migliorate nel pomeriggio. E Santo Stefano ecologico a Treviso, con il centro off limits per le auto, aperto a metà, quindi il centro cittadino. Una favola, senza macchine, senza niente, va bene così. Insomma è l'ideale. Sì, specialmente sul periodo natalizio, qua di feste, è l'ideale. Bella, poter passeggiare senza avere il problema delle macchine. Conte ha fatto bene. A me piace camminare, per cui me la sto godendo.
Il Santo Stefano ecologico piace ai trevigiani e non, alle prese con la camminata post-abbuffata, monitorati dagli agenti della polizia locale i varchi di accesso al centro. Atmosfera di festa attorno alla pista di ghiaccio in Piazza Borsa, frequentata già da metà mattina. Siamo appena arrivati, ma c'è molta gente rilassata che cammina e digerisce tutto quello che ha mangiato ieri. Il programma per la giornata? Una passeggiata tranquilla, in famiglia. Aperto a metà il centro cittadino tra locali e attività commerciali, saracinesche alzate per buona parte dei negozi monomarca. Aperti anche oggi. Cambio, regali da cambiare, taglie. Da quando abbiamo aperto stamattina abbiamo avuto un flusso tra stranieri ma anche trevisani che facevano la passeggiata in Calmaggiore, tra i cambi, nuovi acquisti, perciò c'è stato un buon movimento. Li hanno aperti ieri i regali e quindi sicuramente le taglie non sono mai perfette, poi magari ieri li avranno provati un po' gonfi dal cenone o dal pranzo, perciò la taglia ci sta. Quanto ai bar, sorride chi ha tenuto aperto, ma qui i fattori in ballo sono sempre 1000 e ogni attività fa delle scelte. Non so se perché ci fossero pochi colleghi aperti o perché c'era in assoluto tanta gente, fatto sta che sono state 2 buone giornate sia ieri che questa mattina. Bisogna capire le zone, le disponibilità anche di personale, ma è perché non bisogna togliere alla famiglia per dare l'attività, bisogna trovare un buon compromesso tra le due cose, quindi se la zona lo permette e il lavoro comunque è gestibile col personale che si ha, aprire in queste giornate sicuramente può fare un surplus. Città per lo più promossa, così un giovane turista che arriva da Roma. Si respira più tranquillità, più voglia di stare insieme rispetto comunque a Roma che è un po' più caotica, come non si riesce uno a concentrare sulle cose importanti che è come la famiglia, diciamo. I vandali se la prendono anche con i presepi, vediamo un titolo della prima pagina dell'Arena di Verona: a San Bonifacio decapitato il San Giuseppe nel presepe davanti al Duomo. Profanazione non bambinata, vedete qui proprio la foto del San Giuseppe senza il capo. Noi restiamo in quello che era l'ordinanza l'anno scorso, cioè se siamo in zona verde, quindi la qualità dell'aria è discreta, noi li permettiamo. Panevin possibili solo in fascia verde. La linea di Cassugana per i falò dell'Epifania è quella del rispetto dell'ordinanza antismog, salvare la tradizione ma salvaguardare l'ambiente. Se le PM10 fossero in fascia rossa o arancione scatterà il divieto come lo scorso anno. Ad annunciarlo oggi in diretta nel giorno della Domenica Ecologica il vice sindaco di Treviso e assessore all'ambiente Alessandro Manera. Purtroppo, perché gli organizzatori come sempre arriverà sotto data il disco verde. Le pire potranno essere autorizzate soltanto 48 ore prima dell'evento, dunque il 3 o il 4 gennaio. Buoni per ora i dati sugli sforamenti dei livelli di PM10 registrati da ARPAV. Abbiamo più sforamenti, ma la concentrazione media di ciò che respiriamo è molto migliorata. Con il 110, gli interventi fortissimi sulle caldaie, le case che sono molto coimentate in maniera migliore perché abbiamo tutti cambiato le finestre, quindi la qualità dell'aria sta migliorando. Prossima giornata ecologica mercoledì 1 gennaio, appuntamento anche questo promosso dalla Regione del Veneto nell'ambito delle misure di contenimento delle polveri sottili e della sensibilizzazione all'utilizzo di mezzi alternativi alle auto e ad emissioni zero. Le modifiche alla viabilità riguarderanno la zona dentro mura, circolazione delle auto vietata dalle ore 9 alle ore 18. Dove è possibile, dove il tempo lo concede, dove non devo fare acquisti così pesanti, utilizziamo la bicicletta e vedrete che ne guadagniamo in salute. In questi giorni di vacanze, e andiamo sull'altopiano, è stato potenziato il servizio di medicina per i turisti, tantissimi turisti a sciare anche alle Merete, a Gaglio, in tante località dell'altopiano. Vediamo. In occasione
occasione delle vacanze di Natale, potenziata l'assistenza sanitaria in altopiano. In particolare, fino al prossimo 3 gennaio sarà attivo il servizio di medicina turistica Guardia Medica per i turisti, con 6 ambulatori ad Asiago, Canove, Tresche-Conca, Enego, Fosa e Stoccareddo. Gli ambulatori saranno attivi il 27 e 30 dicembre e il 2 e 3 gennaio, in giornate e fasce orarie differenziate, così da garantire un'ampia copertura del servizio. In orario notturno e nei giorni festivi e prefestivi, per le richieste non urgenti, sarà possibile comunque fare riferimento al servizio di continuità assistenziale, che può essere contattata al nuovo numero 11 61 17. Inoltre, l'unità di nefrologia dell'ospedale di Asiago mette a disposizione sedute di dialisi per pazienti affetti da malattia renale cronica provenienti da altri territori, per permettere così loro di trascorrere in sicurezza le vacanze sull'altopiano. Servizio di Vanessa Banzato. I lupi scatenati nella montagna vicentina, predati un asinello e una capra in un'azienda di Schio. Un asinello divorato a pochi metri da casa e trascinato in un corso d'acqua. Accanto alla povera bestiola una capra, pure lei fatta a pezzi e mangiata viva dai lupi a un tiro di schioppo dalla stalla dell'azienda Siberian Valley di Schio. Ancora una volta i selvatici colpiscono vicino alle abitazioni nel Vicentino, nonostante gli animali predati fossero al sicuro, si fa per dire, visti i risultati, dietro un recinto elettrificato e in una fattoria dove vivono anche 16 cani. Succede di primo mattino verso le 5:30 e quando i proprietari dell'asino e della capra capiscono che qualcosa non va è ormai troppo tardi. E così chi è abituato ad andare a camminare con il proprio asinello nei boschi fino a ieri, posto tranquillo e sicuro, si trova a piangere la perdita di un amico. Esatto. E poi scaricabarie delle pubbliche amministrazioni, nel senso ho chiamato vigili, carabinieri forestali. Berlato, e non solo lui, si sente abbandonato dalle istituzioni. Nella stessa barca tanti altri allevatori, residenti, amanti delle passeggiate e dell'aria aperta. Tutti qua in zona perché abbiamo paura, perché ci sono tantissimi animali qua in giro, nel senso noi siamo sempre stati abituati ad avere animali, adesso io gli asinelli ho anche 30 pecore, ho i cani e tutto, siamo in una zona in fondo a una valle. Le persone, ci sono centinaia di persone che vengono a camminare in questa zona. Certo. Adesso sicuramente verrà abbattuto quel discorso lì, perché se io vado in giro per i boschi come facevo fino all'altro giorno con il cane, camminare con il cane è diventato una preda per il lupo. L'allevatore avverte: dagli asini e dalle capre ai cani il passo è molto breve per i lupi, e dai cani all'uomo pure. Qui arrivare all'attacco all'uomo, diciamo tanto fra virgolette, non è tanto lontano però, perché i cani sappiamo benissimo ce ne sono tanti e tutti quanti vanno a passeggio. Cane è collegato all'uomo, quindi... Alcuni titoli dal Gazzettino. La Luxottica, un dipendente rubava gli occhiali durante il ciclo produttivo per poi rivenderli online, 24enne rischia il licenziamento. E poi perdonato dopo aver rubato gli ex voto in chiesa, ora si porta via le statuine del presepe. Le tasse, abbiamo a che fare con le tasse come cittadini, ma poi ci sono anche i comuni che fanno i loro bilanci comunali, e a Romano d'Ezzelino le tasse risultano invariate e i servizi mantenuti. Vediamo. A Romano d'Ezzelino tutti i cittadini di Romano sanno che dal 1° gennaio 2025 nessuna tassa, nessuna imposta verrà alzata. Tempo di bilanci di previsione per i comuni, e abbiamo sentito a Romano non sono previsti aumenti per addizionali comunali IRPEF o aliquote IMU, lasciando intatti tutti i servizi e i bonus, nonostante i pesanti tagli alle amministrazioni comunali decisi da Roma. Dietro questo risultato, conferma il sindaco Bontorin, un lungo lavoro di incastri. La prima cosa che si fa è prendere
atto di quello che aumenta. Aumentano i costi per il sociale, aumentano i costi per i servizi e le deleghe che le aziende sanitarie gestiscono nei confronti e per i comuni, aumentano i costi delle cooperative che gestiscono in esternalizzazione gli asili nido piuttosto che il servizio di assistenza domiciliare ai non autosufficienti, aumentano tutti questi costi legati anche alle risorse necessarie per far funzionare un comune, aumenta il costo del lavoro, quindi aumentano gli stipendi dei nostri dipendenti comunali secondo il contratto collettivo nazionale. Il Comune di Romano a causa di questo andrebbe a pagare 400.000 euro in più. Nel corso del 2025 inoltre avrebbe anche 80.000 euro di tagli per la spending review. L'unico modo per far stare insieme tutto quanto è quello di avere un bilancio che è perfetto, bilanciato rispetto a quello che si deve fare. E in tutto questo previste anche opere pubbliche da 11 milioni di euro. È un piano opere che porta una media di 180 euro per abitante di investimento, sono tantissimi se paragonati a quello che può essere la ristrettezza che ci verrà richiesta nei prossimi anni. Per cui credo che le cose qualificanti siano proprio l'aver mantenuto un equilibrio generale e non aver dato nessuna aspettativa di calo dei servizi ai cittadini, ma soprattutto la certezza che i servizi resteranno tutti quelli che sono stati finora. Si sta parlando e si è parlato molto anche sulle nostre reti di sanità, nel bene e nel male. Il 2024, che anno è stato per la sanità veneta, in particolare per quella dell'ULSS 2? Sentiamo il bilancio di fine anno da parte del direttore Francesco Benazzi. Con l'anno nuovo entro gennaio 2025 e una quota parte a febbraio noi riusciremo a trasferire l'ostetricia alla ginecologia, la cardiochirurgia, la neurochirurgia e poi tutte le altre specialità che ovviamente mancano. Dopo rallentamenti negli spostamenti dei reparti e problemi legati al reperimento del personale, soprattutto per la ginecologia e l'ostetricia, con l'inizio del 2025 i trasferimenti alla Cittadella della Salute saranno completati. Il 2024 per l'ULSS 2 si chiude con un bilancio positivo per quanto riguarda la riorganizzazione delle visite e l'abbattimento delle liste d'attesa. A giugno del 2023 avevamo 32.000 prestazioni in preappuntamento, diciamo così, senza ancora aver fissato una data. A un anno e mezzo di distanza siamo a 2.000, quindi abbiamo fatto una riduzione che è del 93%. Sarebbero circa 2.000 ad oggi le prestazioni in preappuntamento. Le visite per cui c'è molta richiesta attualmente sono quelle oculistiche, dermatologiche e alcune prestazioni radiologiche, gli stessi reparti in cui manca più personale. L'obiettivo per il 2025 è quello di arrivare alla prenotazione in sincrono, ma non solo. Lavorare sull'appropriatezza è fondamentale perché non possiamo arrivare a una domanda esponenziale, ecco, perché una domanda esponenziale, anche se noi avessimo tutti i medici, a questa domanda esponenziale non riusciamo a rispondere. Ecco. Quindi lavorare sull'appropriatezza e contemporaneamente lavorare sempre di più sui percorsi che vanno concertati con i medici famiglia. La terza fase importantissima sulla quale la Regione sta lavorando e stiamo lavorando tutti, chiaramente soprattutto per le visite di controllo, è il teleconsulto, la telemedicina. A rallentare la macchina organizzativa, la cronica mancanza di personale, 140 i medici mancanti all'ULSS 2, 180 gli infermieri. Ma l'azienda sanitaria rassicura, entro il 2025 aumenterà il numero dei neospecialisti. Si lavora intanto alla creazione di nuovi reparti, aprirà infatti quello di neuropsichiatria infantile al Cafoncello e continuano i lavori per la creazione delle case di comunità, 17 nel Trevigiano, attive dalla primavera del 2026. Stiamo lavorando in modo alacremente per il nuovo ospedale di Conegliano, stiamo lavorando su Oderzo, tanta tecnologia e soprattutto l'applicazione, che il 2025 sarà l'anno importantissimo per far questo, del DM77, che significa praticamente la sanità territoriale, cioè in poche parole spostare dall'ospedale cosa che non è acuto al territorio per tutta la cronicità, quindi le case di comunità, gli ospedali di comunità, le COT e gli infermieri di famiglia. E così il direttore della ULSS Marche Trevigiana Benazzi, che ha fatto davvero uno straordinario lavoro, che ricordiamo in prima linea proprio tra coloro che andavano a vaccinarsi negli hub delle vaccinazioni di massa. Pubblicità, 2 minuti e torniamo subito.
Gran concerto di Capodanno sulle note di Johann Strauss al Teatro Mario del Monaco di Treviso, il nuovo anno in musica tra valzer e solidarietà. Sarà un concerto molto divertente. Difficili nell'esecuzione ma semplici nell'ascolto. È il concerto del primo dell'anno, la nuova edizione al Teatro Mario del Monaco. La parte vocale si rinnova negli interpreti. Chiara Boccabella è soprano finalista dell'edizione del concorso Voci in Barcassa, ma resta anche qualche conferma, così come la collaborazione con l'Orchestra Filarmonia Veneta. Anche per Treviso è un po' l'opportunità di sentire quelli che saranno i protagonisti del domani. Un ospite fisso della tradizione è Carino Nagnan. Un concerto che chiude un anno importante, è soddisfatto l'assessore alla cultura di Treviso, Maria Teresa De Gregorio. Addirittura con una crescita di abbonamenti sia nella prosa che nella lirica, il 21% rispettivamente il 25%, quindi veramente una grande partecipazione da parte dei trevigiani e non solo a quelle che sono le attività in questo caso musicali. Un concerto che diventa occasione per pensare anche a chi è più sfortunato, come i bambini cardiopatici di paesi come Etiopia ed Eritrea. Partecipare alla serata significherà anche aiutare l'associazione MedAction Bambini. Gli obiettivi della missione sono questi: di continuare il nostro programma ormai ventennale per la correzione delle cardiopatie congenite, ma anche nello stesso tempo quello di formare il personale locale, il quale deve diventare assolutamente indipendente. Siamo a buon punto, abbiamo formato sicuramente 2 giovani cardiochirurghi che sono bravissimi, il personale infermieristico è assolutamente eccezionale, quindi siamo già a buon punto, vogliamo continuare e sicuramente Treviso può darci una mano per il nostro programma. E a proposito di musica, il Comitato Frazionale di Salvatronda, che è frazione di Castelfranco Veneto, in occasione delle festività di fine anno organizza un concerto lirico. Quest'anno propone l'opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, a cui seguiranno delle arie tratte dalle opere di Giacomo Puccini nel centenario della morte. Quindi sabato 28 dicembre alle 20:30 Cavalleria rusticana, la prima parte musica di Pietro Mascagni, e poi nella seconda parte l'omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte, celebri brani dai suoi capolavori. Ingresso con offerta consapevole a partire da 5 euro. A un anno dalla scomparsa di Sammy Basso sarà un Natale triste per i suoi amici, per chi gli ha voluto bene, per tutti noi, perché era un grande personaggio, un ragazzo fantastico, testimonial della malattia della progeria, cioè dell'invecchiamento precoce, che superava con il suo entusiasmo, con la sua intelligenza e con quello che è riuscito a fare nel campo della ricerca. Lo ricordano al microfono di Alex Giuliano gli amici, sentiamo. Quello che ci siamo lasciati alle spalle non è stato il primo Natale senza Sammy Basso, perché il suo ricordo, la sua presenza sono ancora qui con noi, sono ancora con chi gli vuole bene. Però è stato un Natale speciale, un Natale diverso. Siamo in compagnia di Andrea Fontana e di Nicola Battocchio, amici di Sammy Basso. Andrea, dicevamo un Natale diverso, non senza Sammy, perché comunque il suo ricordo c'è, è presente, ma che Natale è stato? Beh, ti dico la verità che è stato proprio un Natale, hai detto la parola giusta, è stato un Natale diverso perché la presenza è vivissima, vorrei dirti addirittura di più di quando c'era, perché qualsiasi cosa si faccia o qualsiasi cosa si possa pensare è una cosa dove lui c'è, i suoi insegnamenti, le sue idee, la sua voglia di fare è ancora molto molto presente in noi, sì. Avete anche festeggiato il Natale proprio non nel ricordo di Sammy, ma possiamo dire insieme a lui, con una piccola eccezione, perché raccontaci l'aneddoto dell'accensione dell'albero, un rituale che in genere spettava a Sammy, ma spiegaci che cosa è successo. No, allora l'accensione dell'albero è sempre stata una cosa goliardica che ha sempre voluto fare Sammy, l'abbiamo fatto volentieri, lo facevamo davanti al nostro negozio, stile Rockefeller Center, e quest'anno
purtroppo era nata l'idea di farlo assieme, purtroppo non è potuto esserci, anche se ti ripeto c'era alla grandissima, c'era tantissimo, e è arrivato il sindaco di Bassano e l'ha acceso lui al posto di Sammy, anche se lui ha precisato: io non sono al posto di Sammy, Sammy è Sammy. Sammy è Sammy, e che Natale, che augurio di Natale avrebbe fatto Sammy Basso a tutti i suoi amici. Bat, lui non gradiva tanto i regali forzati, le convenzioni, le cose diciamo dovute, però insomma il Natale lo festeggiava come tutti. Ma sì, infatti quando hai detto prima il primo Natale senza Sammy, ti dico, è il primo grande periodo senza Sammy, però lui, tra le tante cose, tra i tanti pregi che ha, ci ha dato il dono della consapevolezza che lui, seppur non fisicamente, ma materialmente c'è sempre. Quindi adesso parlo per quanto ci riguarda, anche in radio, tu lo sai bene, la battuta c'è sempre, ricordiamo sempre Sammy, ridiamo quando parliamo di Sammy, quindi c'è sempre e continuerà sempre ad essere. C'è stato un Natale particolare perché non c'era, però sono sicuro che anche in negozio da loro lui avrebbe detto la classica battuta: vuoi un salame? No, canno magna can. E quindi è Sammy. E Sammy ce lo immaginiamo magari con il cappellino di Babbo Natale, pronto a fare scherzi, pronto a diciamo tagliare un po', oltre che il panettone, anche quell'ipocrisia che c'è nel Natale, degli auguri per forza, dei gesti dovuti. Lui era speciale, anticonformista anche in questo. Era alternativo, quindi più che cappellino di Babbo Natale lui ce l'aveva un cappellino da elfo di Natale, quindi lui sì, non era convenzionale, quindi gli auguri te li faceva anche il giorno dopo, anche il mese dopo, non era per forza di fare gli auguri di Natale. Per quello ti dico che Sammy non c'è fisicamente, ma c'è sempre e rimarrà sempre, quindi non è una frase triste, non bisogna avere frasi tristi, bisogna dire proprio Sammy c'è, non è il primo Natale senza Sammy, è il periodo senza Sammy fisicamente parlando, materialmente Sammy ci sarà sempre. Grazie ad Alex Giuliano e ai suoi ospiti, l'indimenticabile Sammy Basso. Stasera a Focus gli ospiti saranno Gianangelo Boff, Pietro Bean, Luigi Calesso, Marzio Favero, Giovanni Battista Mestriner, Leonardo Padrin, Antonella Tocchetto e Massimo Venturato. È tutto per oggi, grazie per aver scelto l'informazione di G-Focus, grazie ai nostri registi Tony Esposito e Italo Morau. Ci vediamo stasera alle 21:20. Buona giornata, grazie.